Ben ritrovati dalla redazione. Pugni, testate, mani strette al collo della moglie fino a farle perdere i sensi, costringendola a stare in casa e umiliandola per aver avuto degli aborti spontanei sono solo alcune delle agghiaccianti violenze che sarebbero state perpetrate da un padre alla coniuge e alle figlie minori a partire dal 2010, quasi 15 anni di terrore e vessazioni da parte di un ultra quarantenne kosovaro che si concludono con la denuncia e l'applicazione del braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento ai familiari. Il provvedimento è stato emesso dal giudice Manila Salvà. La drammatica storia familiare è stata scoperta per caso dai carabinieri di Aurisina. Un incendio è divampato in un deposito a cielo aperto di scarti della lavorazione del legno in un'azienda che produce pannelli trucciolari nel comune di Bicinico Udine. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando di Udine, con 6 squadre supportate da 2 autobotti, il funzionario di guardia e la squadra provinciale nucleare biologico-chimico radiologico, giunte dalla sede centrale dai distaccamenti di Cervignano del Friuli, Codroipo, San Daniele del Friuli e Lignano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza una cabina del gas e gli impianti esterni dell'azienda li hanno protetti dalle fiamme. È stato il comune più occidentale del Friuli, Sacile, ad ospitare quest'anno le celebrazioni della 48esima edizione della Festa della Patria del Friuli, con cui si sono ricordati 948 anni dalla Costituzione dello Stato patriarcale friulano, fondato il 3 aprile del 1077. Organizzata dal Comune di Sacile, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia regionale per la lingua friulana, la ricorrenza è cominciata con l'alzabandiera del Friuli, seguita da una funzione religiosa e una cerimonia civile. Sacile nel 1366, ha sottolineato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, in un videomessaggio, fu teatro dell'approvazione della Costituzione della Patria del Friuli, una delle più alte espressioni di autonomia istituzionale in Europa. Da quel momento la nostra terra visse per oltre 3 secoli un periodo di unità e coesione. L'inclusività fa parte della visione pluralista che il modello culturale regionale vuole intraprendere. Il nuovo MUTAT, il Museo Tattile per Tutti di San Vito al Tagliamento, è una concreta rappresentazione di questo modello. È il concetto espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla cultura, che ha partecipato all'inaugurazione del primo museo tattile per tutti regionali, il MUTAT di San Vito al Tagliamento. Il museo nasce dall'impegno dell'Associazione Polaris Amici del Libro Parlato con il supporto del Comune e della Regione. L'amministrazione regionale ha contribuito mettendo a disposizione Palazzo Altan per la realizzazione di questo progetto innovativo che, come è stato sottolineato, restituisce uno spazio importante alla città, così come all'intera comunità regionale. Al piano nobile del palazzo trova già collocazione la Pinacoteca, gestita in collaborazione tra Comune ed ERPAC. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere variabile, non sono escluse locali gelate notturne sulla pianura, specie sui settori orientali. Sulla costa nella notte al mattino bolla moderata e fredda con raffiche localmente più forti a Trieste. In cessazione le temperature oltre 5 gradi inferiori alla norma del periodo, temperature minime in pianura fra -1 e 3 gradi, sulla costa fra 3 e 7, le massime in pianura fra 11 e 14, sulla costa fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, alla prossima edizione.